Infostrada augura un buon ascolto di Viva Radio 2. Allora iniziamo in maniera un po' anomala, buongiorno a tutti, perché Fiorello non c'è, perché ci fa da inviato oggi. Non so se avete letto la notizia su tutti i giornali stamani che nell'atmosfera di Roma c'è cocaina, c'è scritto sui giornali, c'è poco da ridere, perché ci sono delle polveri sottili in concentrazioni superiori a 5 volte la diossina. Le zone, il Centro Nazionale di Ricerca ci fa sapere che sono poca a Villada, ce n'è poca là da quelle parti. Quasi niente sulla Salaria, là ci sono altre cose, mentre ce n'è tantissima pare nella zona universitaria. Allora Fiorello si trova là vicino all'università per farci da inviato. Pronto? Ci sei? Pronto Marco? Mi ciao, senti? Fiore, ciao, sì. Ciao, grazie, come va? Ecco, Tutto bene? Grazie. sì. Sento l'applauso. Lo senti, no? Sì, c'è già Ecco. gente lì? È pieno, sì, ti Ah, aspettiamo. ho capito, Tu sei ho lì capito. proprio in una delle zone dove c'è più alta concentrazione. Sì, sono qua, sto testando un attimo l'aria, Sì. vediamo un po' Cosa se è c'è vero, intorno? perché tante volte, sai, esagerano Esatto, su i queste giornali, notizie. si Guarda, sa, sto camminando. Sì, stai camminando. Ecco, stai usmando No, l'aria. adesso sto respirando a pieni polmoni per L'aria, vedere, ma esatto. non credo che... Certo, No, sicuramente. vado un po' più avanti, Vai un po' più avanti. Vado un po' più avanti, vediamo che Avvicinati proprio all'università. cosa... Sì, aspetta, c'è Sì. C'è un bucumprà qua. Ah, un attimo, bucumprà, un attimo. sentiamo, Buongiorno. Buongiorno. Ha sentito qualcosa di strano nell'aria oggi? No, niente. No, Mi ci è vede? abituato lui. Si è abituato, non so. esatto. Vabbè, qui Sì. ragazzi non ne vedo, non c'è nessuno. Ma, Adesso mi avvicino. sì, un attimo, avvicinati un po', attimo, fai 2 passi ancora. Usma Sì, ancora. Usmo? Sì. Usmo? Tira su, ecco, un po' d'aria. Niente. Perfetto. Bene, vedi? Sentito una... Sì, c'è qualcosa di strano, Sì, eh? Sì, Tarramen. C'è qualcosa di strano. Qualcosa di... Ho sentito una frase senza vocali. Sono le consonanti. Non stai usmando un po' Martini? troppo? Sì? C'è qualcosa di... Sì, un po'... L'usmata diventa sempre più... Che succede? Niente. Sì, siamo qua, Fiore. No, stai calmo. Ma stai calmo, ti sento un po' teso. In greco gigante si dice gigas gigantos, il dativo plurale gigasi perché cade il gruppo di Tau e c'è l'allungamento di compenso. Che è sta roba? Non lo so! Ti vengono cose in testa. Non lo so! E niente, mi sa che ce lo siamo giocati, Baldini! Dimmi. Baldini! Non si può respirare! Lo sento. Porca vada, sta passando un piccione davanti a me, non sai com'è! Come deve essere? A reazione? Sai questa? La termodinamica è quella branca della fisica che descrive le funzioni subite in un sistema in seguito a un processo di scambio di energia con altri sistemi con l'ambiente esterno, lo sapevi? No. La legge di Boyle-Mariotte a temperatura sì, vabbè. costante la pressione di un gas è inversamente proporzionale al suo volume. Vabbè. No, fermo! Andate a riprenderlo, per favore. Andate a riprenderlo. In diretta dalla sala B di Via Asiago in Roma. Andate a riprenderlo. Viva Radio 2! Il grande varietà radiofonico. Fiorello e Baldini. Eccoci. Buon pomeriggio. Eccomi qua! Ci ho messo niente da arrivare! A reazione. Un nanosecondo e correvo come Dio la mandava. Sì. Veramente, ma come si fa, signore? Come si fa? dobbiamo fare? Nell'aria. Adesso Nell'aria nessuno c'è. più. Adesso vedrai, fanno le analisi a qualcuno. Sì. No, dici, dopato. No, ero fuori normalmente Io che abito respiravo. vicino all'università. Adesso tutti saranno, si discolperanno a Vicenza. Allora arrivano ancora in ritardo. Signora, è questa l'ora di arrivare, Guardatela tutti, guardate. No, scherziamo, si signore. scherza. Lo facciamo apposta per tenere a disagio. Però una multarella, ma 20-30 euro magari. Allora, Ancora c'hai i postumi, qui c'ho un foglio di saluti che faremo dopo, Sì. perché oggi
oggi è una giornata storica per noi, dobbiamo dirlo. Sì, oggi è il 1° esce. giugno, domani è la festa della Repubblica, Ma oggi è la festa di Viva esce, Radio Roma. è uscito già. Chi è che di voi l'ha comprato? Eccoli là, 3 c'è qualcuno. 3 su 50, ragazzi, andiamo Non è male. male, eh. Ma si trovano? Si trovano? Non si trovano. Date il microfono. Ma subito? Subito, immediatamente. Non si trova il CD. Voglio vedere dove andate a comprarlo, Qui Allora, c'è un vecchio buongiorno. DVD, Ciao Rosario. Ciao, caro. Io l'ho cercato sulla zona di Ostia, Acilia, Roma Sud e fianco il giornalaio qui a Piazza Barzizza. No, giornalaio non ce l'hanno, per adesso ce l'hanno nei negozi Io ho di giri. cercato anche in Non ce l'hanno ancora, Ma ma anche in sai, farmacia, se esce oggi, c'è ancora il pulmino che sta girando e li sta distribuendo ancora, Sì, No, non possiamo pretendere che già certo. subito. A Ostia hai detto, però a Ostia bisogna parlare col Vaticano, Sì, perché là, la distribuzione è diversa lì, bisogna vedere un po'. Allora, comunque oggi chi è che allora dobbiamo fare una cosa, chi sta per comprare il CD, se ci vuole chiamare in diretta ci vuole mentre chiamare. era nel negozio? Mentre nel negozio. Col telefonino, lo sì, sto ma bisogna pagando. stare attenti, bisogna Perché? vedere, vediamo. Forse manderemo qualcuno noi in un negozio di dischi, adesso partirà testa armata a piedi, basta che esce, si fa una respiratina a Roma e corre come un Va a reazione, va a esatto. reazione, arriva lì in 2 secondi, testa armata, vero? Sei Ok, pronto? mi raccomando. Eccola. E poi oggi avremo degli ospiti particolari, 2 al prezzo di una tra l'altro, perché Sì, non sì, è sì, che sì. certo, sono le sorelle, Arriveranno. le sorelle più famose d'Italia, le sorelle Iezzi si chiamano, sai tu? Sì, Iez. Chi sono? Sono Paola e Chiara. Paola e Chiara saranno con noi. Paola e Chiara, non vedo l'ora di cantare Festival, la canzone preferita da Pippo Baudo, perché Festival, è tutto mio festival. Cremonesi ha studiato l'intero repertorio di Paola e Chiara. Facciamo una cosa, un riassunto, dai, Cremonesi, veloci. Festival. Sembrava Gazzibo così, Sì, come masterpiece, hai cominciato sembrava. sembrava Gazzibo. Bravo. Fammene un'altra, adesso non mi ricordo il titolo, vediamo. Vamos a ballare. Io la so questa, ma non sa ballare? Guarda il Lolli è già leopardato. È già leopardato perché... Lolli che ieri sera abbiamo visto al TG1 mentre ballava, no? Sì, veramente incredibile. Allora, ci sono notizie su notizie, io direi di andare, che dici? No, Subito. presentiamo presentiamo nostro- l'orchestra, Enrico e i suoi forforelli. Eccoli, vai, eccoli qua. È la banda dei bersaglieri, vedi? Ah, Sgt. Pepper. Questo era Sgt. Pepper dei Beatles. Secondo te? Anche secondo Baldini, dai. sì, si è riconosciuta, no, dai. perché io non l'ho mai nascosto, però io lo devo dire, io devo essere sincero, io non ho mai amato i Beatles, purtroppo. Come non aveva amato i Beatles? Non ho mai, non lo posso, ora uno non lo può dire, non ho mai amato i Beatles. Anch'io ero più punto. da Rolling Stone, Ma che no, da non è Beatles, manco sì. la questione dei Rolling Stone, Che è era? proprio, a me mi piace qualche canzone di John Lennon, sì, ma dei Beatles, a me su San Marino, c'è proprio San Marino, porta i soldi a San Marino, i soldi a San Marino, i soldi a San Marino, dai. Comunque però tanto di rispetto, sempre grande rispetto per i Beatles, oggi compie 40 anni, Sgt. 40 anni. Pepper. Chi? Sgt. Pepper. Il disco, sì. ma ti pare che mo andiamo a festeggiare un pezzo di vinile? ma Ma è un dai, disco ma veramente? storico, Ma lo so, perché è Pistola. storico? Sai perché è storico? Perché è un disco storico. Grazie a Perché sta storico scusa. perché è di 40 anni fa. Quindi beh, anche vecchio Scarpone è storico. esatto. Allora, L'inno d'Italia. L'inno d'Italia, tutto, no, storico. Sgt. Pepper and Lonely Heart Club Bene, Band. Benissimo, oggi canteremo tutte canzoni dei Beatles, non vedo l'ora. Michelle, io sapevo Michelle. Michelin, ma è la gomma cuburtusoca. Le facevo tutte in siciliano, c'era anche un gruppo napoletano, non so se vi ricordate, Sì, di di Shampoo, Shampoo. che imitavano i Beatles, e se non Si lo lava lavi tu e me lavo pure io, era bellissimo. Vabbè, auguri, a chi gli rifacciamo sto auguri? John Lennon non c'è più. Non c'è più. C'è Paul McCartney. Ringo, c'è Star. Paul McCartney quale? Scusa, quale? Quello di io, ma l'hai visto Paul McCartney?
Cioè, tu l'hai visto oggi Paul McCartney? Sembra il cartonato di se stesso. Porca miseria. C'ha 60 anni. Ma per carità, uno mica per avere 60 anni, è per come se uno si concia a 60 anni. Se lui lo guardi da Capellino dietro, lungo, sì. da dietro c'ha le cinture qua, la cerniera lampo c'ha da dietro, sta tutto così, sta. Beh, sembra che vada in motorino senza casco tutto il giorno. Sta tutto... quello quando non si vuole invecchiare mai, c'è niente da fare. Ragazzi, amici miei, se un giorno io impazzisco e mi vedete entrare da un chirurgo plastico, fermatemi. Sì. Fermatemi. Ti abbatto io, non ti abbattetemi. preoccupare, Dite no, non sai quello che fai, fermate, che non puoi stare, capito? Vulcaniano. Non si può. Veramente, come quella signora che vedemmo al ristorante, incredibile. Ho visto la signora, abbiamo raccontato, era ma vero, vero? A un certo punto era talmente tirata da dietro che lei, quando muoveva la mascella per mangiare, tirava sulle spalle, incredibile, cioè. Tirava spalle e orecchie, masticava, muoveva la mandibola e le spalle andavano su con la mandibola, è una cosa che non ho mai visto. Sono rimasto impressionato. Altre notizie. Quella della Cina. Dobbiamo salutare, quella della Cina ne parleremo adesso, ma stai là perché, signori, Riccardo Cocciante, il nostro caro amico Riccardo Cocciante, sta varando, diciamo così, si usa una nave? Ci sarà la prima mondiale, esatta, ovviamente all'Arena di Verona, di Romeo e Giulietta di Riccardo Cocciante. Quindi noi siamo riusciti ad avere qua l'inizio dell'opera, Giulietta e Romeo. Sentiamo. Io non posso stare fermo con le mani nelle mani, quante cose È lui, si sente che devo fare prima che venga domani. Ma che c'entra con me? E se lei sta già morendo, ecco, ora capisco. io non posso riposare, fare in modo che al risveglio lei si possa avvelenare. Grazie Riccardo! Opera allegrissima. Proprio varietà, E in bocca al lupo per questo nuovo Giulietta. Pensa, è l'unico Giulietta Romeo dove Romeo ha la gobba. Pensate. È vero. Allora attenzione, il chirurgo plastico, il dottor Moplen, ascolta la radio e dice: allora lo disdico l'appuntamento con il signor Fiorello? Dai, non mi permetterei mai. Vogliamo cominciare subito? Una notizia, la Cina è attanagliata da un grave problema. Sì, però leggi il titolo del giornale che c'è su Repubblica in prima pagina. Caro maiale. Il caro maiale. E qualcuno ha detto caro maiale, tutti hanno pensato, vuoi vedere che l'ennesima lettera di Veronica Lari a Berlusconi? E invece no, il problema è un altro. Che non ce ne voglia il cavaliere, si fa per scherzare, no? Cioè, nel senso, se uno legge sul giornale caro maiale, uno pensa, ma che visto insomma una volta trascorsi dice con 5 insieme, una volta con 5, magari Veronica stavolta si è arrabbiato di brutto e ha detto caro, invece no, è il caro maiale, cioè nel senso, cioè il rincaro del prezzo del maiale, della carne del maiale. A causa, sono costretto ad alzarmi di nuovo andare di là dalla Palombelli, che c'è questo maiale abbiamo cinese. questo maiale cinese che è arrivato da noi e vorremmo intervistarlo. Pare che sia a causa di questa epidemia che si chiama orecchie blu, capito? A causa si chiama così, che ci posso fare? Adesso io vado di tu là. vai, Aspetta, nel frattempo intratteniamo con un po' d'allegria l'ultimo successo di Loredana Leciso che noi mettiamo con tanto piacere, perché veramente guardale, gli piace, ma non ci posso credere. Allora, per chi deve fare gli esami, per chi deve superare una prova difficile, per chi prima della schedina che ne so, un incontro col fidanzato con cui ha litigato, tipo Paola di Paolo e Chiara, non solo, chi ha litigato con Gennaro, il suo ragazzo, sì. Quindi ci vuole un bel colpo di fortuna e come ci dice Loredana Leciso, Tuca culo, vai, tuca culo. Bene, mentre ci ascoltiamo la Leciso, Fiorello è andato fantastico.
è andato a intervistare il maiale. Marco! Sì. Sono tornato! Ci sei? Sì, sono uscito un attimo fuori! No, è ancora respirato all'università. di nuovo! No, spostati dall'università. Un attimo! Okay. Ecco. Eccomi. Sei dalla Palombelli? Sono dalla Palombelli. Con chi sei allora? Sono qua col maiale. Ah, bene. Devo dire che qua fa proprio schifo. Ah, sai? sì, eh? Sì, Come mai? c'ha la forfora. Ah, pensa te. Ma tu sai, siccome del maiale non si butta via niente, in Cina Sì? la forfora di maiale è ricercatissima. Ah, sì, perché? Sì, per fare la neve finta dentro le palle di vetro. Ah, ho capito. Ci fanno. In ogni caso il maiale Sì? dice che Sì? qua cosa dice? Dice che preferisce essere chiamato porco. Ah, bene. Senti, allora chiedi al porco perché... Dimmi cosa devo dire al porco. Chiedi al porco perché costa caro. Perché costi caro, porco? Che ha detto che io non capisco il maialesco. Dice che costerebbe, che lui costerebbe tanto, Sì. ma comunque Costerebbe è tanto bello, è bello grosso. Sì? È un gran porcone. Ah, proprio. un gran porcone. Sì, però, sì. vabbè. Senti, chiedi allora al gran porcone cos'è questa storia delle orecchie blu? Senti, gran porcone, ascoltami, cos'è questa storia delle orecchie blu? Orecchie blu, cos'è questa storia? Gli viene bene il maiale. Sì, però, ma ogni tanto c'è qualcosa di scimmia Sì, è dentro. vero. Va. Allora, il Sì. porco dice che Cosa loro, Sì? il porco dice che loro quando fanno sesso Sì? si prendono per le orecchie. Ah, ecco perché. E quindi Il porco ride. e tira oggi e tira domani, Certo. capito? Le orecchie diventano blu. Certo. Infatti si sa, no? I maiali vergini hanno le orecchie rosa. Ah, si ecco. capisce? Senti. Vabbè, capiamo Dimmi. delle cose che non Marco, sapevamo prima. Sì. cerca di fare presto che non è che si può stare qui, che questo è porco un bello Puzza. Sì, ma una roba non hai idea. Senti. Ma veramente, proprio l'alito. Non Dimmi, abbiamo capito bene però il motivo del rincaro lì. perché costico il rincaro, caro porco? Scusami, esci qua, fatti vedere cosa. Dicevi? Allora dice Ecco, sentiamo allora, la spiegazione. questo, sì. diciamo così perché è veramente enorme questo grandissimo porco che ho qui davanti, che tutti gli allevamenti suini sono stati Sì. recentemente comprati da due imprenditori cinesi Ah. che si chiamano Deng e Gong. Deng e Gong, e cosa Sì. c'entra, scusa? Che c'entra? Ah, ho capito. Sì, ho capito. Che ha detto? Ho capito. Dice, questo maialone, dice che sulle chiappe di tutti i suini hanno marchiato con le loro iniziali, Deng e Gong, quindi D e G. Ah, D e G. Per questo, essendo maiali firmati, costano di più. Certo, capito? Senti, vabbè. Maiali D e G. Volevo sapere, ma quella delle orecchie blu è l'unica particolarità dei maiali cinesi? Un attimo, Sì. senti, porco. Ma l'unica particolare che avete è questa delle orecchie blu. No! No, si è capito anche. Si è capito? Ah, sì. Sì. E qual è anche? Ah, ho capito. Dice Sì. questo gran maiale che tutti i porcellini quando sono piccoli Sì. nascono con la faccia rossa, Perché? rossissima, Perché? perché si vergognano di avere la mamma maiala. Grazie. Ciao. Grazie mille. Saluta il porco. Bene, salutiamo il porco. Senti, Sì. volevo salutare Ileana. Dov'è Ileana? Io non la vedo. Ileana, dov'è Ileana? Ileana qui in sala. Ileana. Non c'è Ileana. Non c'è Ileana. Pensavo che ci fosse Ileana qui in sala. No, non c'è Ileana. Comunque facciamo gli auguri di buon compleanno A Ileana. che ci sia. Ah, ho capito, Cifariello. Complimenti. Allora, volevamo. Faccio gli auguri anche a un mio amico, certo, Gabriele certo. Vietolini. Ciao Ileana, auguri. Purtroppo Auguri sono Gabriele, solo. dai. Allora, Arriva qualche volta. leggo con piacere in una nota che qui presente in sala la nazionale italiana di judo. Non ci posso credere. Sì. Guarda, femminile. E anche maschile. Ce n'è anche uno. Ah, sì, maschile e femminile.
Allora c'è Lucia Morico, bronzo olimpico ad Atene. Dov'è Lucia? Eccola, Ciao Lucia, microfono. Bella, come stai Lucia? Tutto bene Fiore, siamo qua. Ma vi stai divertendo? Tantissimo, è bello vederti di... Senti, io pagherei oro. Pagherei anch'io. oro. Anche bronzo. Per vedere. Anche bronzo. Sì. Lucia, pagherei oro per vedere te che fai una presa col maestro Cremonesi. Sì, Ma ti giuro. Il maestro Cremonesi è cintura marrone di judo. Ma non Allora, vieni giù, signori, allora attenzione. Prego, lo so che siamo in radio e non si vedrà niente. Giustamente, essendo porco, cintura marrone. Comunque non si può fare judo. No, ma vieni un attimo, vieni Enrico, vieni tranquillo, vieni. Vieni. Allora scusate, noi stiamo riprendendo Cintura marrone, vediamolo ora. Allora attenzione, noi aspetta, descriviamo la scena. Ecco Lucia, ammazza Lucia, sei una quanto sei alta? 1,80 m. 1,80 m. Già questo mi basta anche se non facevi Allora judo. Lucia, ti tengo, scusa, ecco lì c'è Sasà. Prego Lucia, non ti preoccupare, No. tu non devi prendere niente, è lei che deve prendere. È lei che deve prendere. Allora in questo momento Cremonese è davanti a Lucia. Lucia lo sta prendendo per le spallucce. Sì. Attenzione, gli sta facendo una presa. Ecco, vedete l'obretta, attenzione. L'ha ribaltato. Signori, L'ha ribaltato. non potete capire perché non c'è la TV. Perché? Lo so. Perché? È stato ribaltato. Perché? L'ha ribaltato Lucia. Sembrava che pesasse 1,8 kg. Ma nemmeno un coniglio poteva essere. Non ho parole, datemi una TV. Incredibile. Ma come possiamo fare questo pezzo? Dove lo mettiamo? Sul sito? Sì, questo. Allora, lo mettiamo sul sito internet di Viva Radio 2 e anche sul mio sito qual è il mio sito? Io rosariofiorello.it. Ah, Rosario Fiorello, manco so di averci un sito. No, lo so, ma no, ci vado poco perché no. Sì. Allora, tra l'altro che loro ovviamente sono qua, come abbiamo visto all'inizio, si festeggia Sgt. Pepper Lonely Health Club Band. Loro sono qua per festeggiare un'altra bellissima canzone che era Hey Judo, quindi comunque facciamo un appello a tutti i giovani ragazzi che ci ascoltano di avvicinarsi a questa, diciamo, come la chiamiamo Lucia? Disciplina. Questa disciplina che è sana, non violenta, perché No. bisogna ricordare che Certo. per assurdo, per le arti marziali Ti insegnano non so, l'autocontrollo il calcio anche, è certo. molto più violento, il calcio è violentissimo, tesoro, ci ho Sì, giocato veramente, io, si non sai graffiano. i calcioni sulle tibie. Invece, ma poi che tipo di allenamenti fate a livello atletico, Lucia, a livello atletico? Beh, noi ci alleniamo 2 ore al mattino e 2 ore al pomeriggio. Al mattino facciamo quello che è specifico proprio il judo, quindi varie tecniche, proiezioni, combattimenti. E al pomeriggio abbiamo una seduta di pesi o preparazione. Sì, per sollevare bisogna essere anche forti. Sai un'altra cosa che mi farebbe impazzire cos'è? Lucia che ribalta Marco Lolli, potrebbe. Sì, Mi fa una quello. leva articolare. Però lasciamo stare. Ma lì basta che lo guardi. Allora, no, è veramente. Senti, è una domanda banale, lo so. No, ti è mai capitato di usare il judo fuori dalla palestra per caso? Tipo in metropolitana, tipo qualche scellerato? Non proprio me personalmente, ma qui ho, come vedi, tutta la nazionale ad alcuni A chi è successo? A chi? È successo Sì, dillo, ti prego. al dillo. mio capitano Ilenia Scapin. Allora, prego, Lei ne ha 2 di medaglie di bronzo alle Olimpiadi. Oh, mi raccomando, la prossima volta tu sei Scapin. Pensa che sfiga Chi è avuto questa Scapin? persona. Ciao Scapin. Ciao Fiore. Ti è successo qualcosa tipo? Dillo tranquillo, qui siamo in radio, non ti vede nessuno. No, tanto. appunto, Vai. mi sente nessuno. Dai, che succede? Ma Che è no, successo? parecchi anni fa. Che è successo? Parecchi Dai, anni prego. fa, l'altro ieri. Nella dai, tranquilla ok. cittadina di Bolzano, perché sono di Sì, Bolzano. che conosciamo bene, siamo stati. Che è successo? A un certo punto? Ma niente, dei ragazzetti un pochino alticci. Alticci? Hanno dato fastidio ad alcuni nostri amici. Pensa che sfiga hanno avuto questo. Loro ti si avvicinavano e non si rendevano conto, erano già per terra. Non sapevano. Non sapevano, beh, che meraviglia, una cosa così, Che bello. Fiore, è stato l'unico caso dove la fidanzata ha difeso il fidanzato. Ma davvero? Sì, è vero, che bello. Poveretto. No, poveretto, perché?
Allora, facciamo invece una prosa in bocca. I prossimi vostri impegni quali sono? Abbiamo i campionati mondiali Quando? che sono a settembre e sono validi per la qualificazione. Sappiamo che tu porti fortuna e quindi siamo venuti speriamo, qua. io sono... L'Inter ne ha portata tantissime in Coppa Italia. In Coppa Italia, io ero per lo scudetto. È vero, Senti, ma i giapponesi come sono a judo? Non sono poi così? Non proprio. Se la batti, giochi. No, Dove sono i mondiali? L'ho appena detto. Non ho sentito, dove sono i mondiali? Rio de Janeiro. A Rio de Janeiro. Due passi, cosa vuoi che sia? I brasiliani sono forti nella capoeira, però loro fanno altre cose. Però anche e nel carnevale. Chi sono i più forti del mondo in questo momento? A livello femminile? Noi. Vai, invece a livello maschile? Sto scherzando, siamo... Beh, il Giappone è sempre forte, certo. ma... Vabbè, che vuoi fare? Attenzione. Ah, eccolo qua. Capito, è uscita una notizia in questo momento. Il fidanzato di Bolzano della Scapin, prima di andare via, disse ai ragazzi stesi a terra, cioè lei li buttò per terra, lui andò, li guardò e gli disse: capito? E non mi fate incazzare! Salutiamo la nazionale italiana femminile e maschile di judo! Allora, stanno per arrivare Paolo e Chiara, ancora 5 minuti, abbiamo il tempo di sentire una bella canzone, no, una radiopromozione e dopo una bella canzone. Vai, radiopromozione! Sei in una selva oscura? Scegli Infostrada per telefonare da casa e navigare con l'ADSL senza canone Telecom. Con Happy Italy, con meno di 10 euro al mese, le telefonate che fai a tutti i fissi d'Italia ti costano solo 12 cents e puoi parlare tutto il tempo che vuoi. E se vuoi anche l'ADSL, fino al 30 giugno c'è una fantastica promozione per te. Con Infostrada navighi gratis fino a fine estate 24 ore su 24. Verifica la copertura e attiva subito questa offerta divina. Happy Italy, chiama Infostrada al 159. Ci siamo, ecco. Allora, che facciamo? Canzone o chiamiamo? Dobbiamo fare degli auguri di matrimonio, caro. L'avvocato Tozzi, lo conosci? Il mio avvocato? È proprio lui, Umberto Tozzi è il mio avvocato. Sì. Appunto, stavo dicendo. No, non è Umberto, però sarebbe bello. Dici, chi è il tuo avvocato? Umberto Tozzi. Allora, e le fa, il mio cliente è innocente. Senti, domani è anche il compleanno di Paolina Brai, Tutti, la nostra tecnica, eccola là, dai. Anche tu ti dovresti iscrivere a judo, Paolina, secondo me, lo sai? Perché lei c'è... Che fai? No, karate? Vieni qua. Lei fa karate. Karate, Brianza. Pensa a te com'è. Karate, vabbè. Noi non facciamo nulla, nulla. Tu hai fatto pugilato. Strada. Va bene, botte da strada. Io facevo smarruggio la mia arte. Che cosa? Tu un ricordiamo. pezzo di legno che sto così, questo Tu sei cintura nera di una karaoke. Karaoke, esatto. Diciamo. Allora, liti nella famiglia Agnelli, avete saputo? Stanno litigando per l'eredità. Il notaio dichiara il testamento era semplice e chiaro. C'era scritto semplicemente Fiat Voluntas Mea. Vabbè. Pensa, leggevo sui giornali che insomma era appena l'avvocato, che Dio l'abbia in gloria, è salito in cielo. Erano stati dato un assegno così come acconto da 109 milioni di euro, così. Vabbè, intanto prendi questo, ora vediamo. 109 milioni di euro. 220 miliardi di lire italiane. Quanti cavalli avremmo potuto comprare, guarda, veramente. Quasi quanti me ne sono giocato io, guarda. Quasi, quasi ci siamo. Allora, signori, domani è la festa della Repubblica, 60 anni quasi, no? Sono 60, 61 di Repubblica, no? Dal 46, 61. Sì. Quindi è dopo chiamare le istituzioni. Cioè ora, non dopo. Adesso. Okay. Allora, adesso chiamiamo il Quirinale. Attenzione, perché c'è una notizia arrivata proprio adesso, che quando Agnelli è arrivato in paradiso da Dio, il Signore gli ha chiesto: ma per me non ci sta niente? Sì, perché... Allora ci siamo quasi, chiamiamo il Quirinale. Sentiamo se ci risponde il Quirinale. Pronto? Ah no, ancora. Sarà lì che fa le parole crociate. Buongiorno, viva Radio 2. Chi siete? Baldini, viva Radio 2. È possibile parlare con il Presidente? Mi spiace,
dispiace, ma il Presidente è occupato con i preparativi per il 2 giugno. Domani sai che è la festa della Lo Repubblica. sappiamo, cosa? ce lo può passare un attimo per favore. Un attimo, guarda, non è facile in questo momento. Se vuoi ci posso anche provare, se vuoi inoltre ho una domanda ufficiale per voi. Sì, ecco, se potesse fare questa domanda formale al Presidente. Formale e ufficiale, un attimo allora ve la inoltro solo perché siete voi. Giorgio! Ale, questa era l'inoltre. Sono valido! Questa è ufficiale. C'ha le vocali lunghissime. Ecco. Sentiamo se c'è. Scenari a Roma, sti giorni! Anche lei, Ma il Quirinale dice che comunque no. Vabbè. Lascia stare che pure qua l'aria è Ah sì, Sì. Bene. Sentiamo se c'è il Presidente. Caro paesano e caro paesano, C'è. stavo assistendo ai preparativi da sfilata. La sfilata militare del 2 giugno. Quella. Ma quando mai Baldini? No. A sfilata di moda intimo Quirinale estate 2007. No, Intimo Quirinale. perché non potremmo fare? No, certo, ci mancherebbe il Presidente. Un trionfo di chiappe e zizze che non vedremo da Miss Italia del 58. Presidente, noi credevamo che stesse preparando lì i festeggiamenti per il 2 giugno, la festa della Repubblica. Insomma. Ma chi? Ma va, Baldi. Pausa presidenziale. Sta parata militare poi è meglio che non la facciamo più. Perché? Anche lei. È l'aria di Roma. Purtroppo l'aria in questi giorni qui è inquinata, ogni tanto uno esce dalla finestra, prende una boccata d'aria e si sente rinvigorito. Io non capisco. Certo, lo capiamo noi. Come? Dico queste 4 carri armati sgarrupati che teniamo che veramente mi metto scurna pure a giocare a risico col presidente della Kamchatka. E in effetti, sì, Presidente, la sentiamo un po' sfiduciato. Caro paesano, che è successo perché non mi sono accorto di niente? Niente, Presidente, è l'aria. È meglio che gli altri paesi non sanno come stiamo combinati con le nostre forze armate. Perché? Pensate che l'aeroplano più nuovo che tenimmo l'ha gettata una rottamazione in uno sfasciacarrozzi secondigliano. Vabbè, Presidente, che c'è? Ma è una manifestazione patriottica e tradizionale per mostrare un po' l'efficienza italiana, capito? E lei me la chiama efficienza? Sì. Sono 60 anni che ancora non si è riuscita a scoprire di chi cazzo è sto milite ignoto. Ma vogliamo fare una puntata di chi l'ha visto o di c'è posto per te e risolviamo sto problema. Vabbè, Presidente, senta, non si agiti, vuol fare un discorso al Paese? Certamente. Ogni tanto l'aria. Mi entra perché dopo aprono la finestra, entra l'aria e uno, sì. Allora. Tengo un discorso fresca, appena uscita da sto frigorifero do Quirinale, un discorso per il paese. Sentiamo. Caro paesano e care paesano. Ok. Paese mio, che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato. La noia, l'abbandono sono alla tua malattia. Paese mio, ti lascio e vado via. Dai, Presidente. Conoscete già il mio discorso? Vabbè, dai, conosco. Allora vi saluto. Viva l'Italia, viva il milite ignoto, viva la Repubblica, viva Paola e viva Chiara. Perché lei sa che dopo arriveranno. Grazie. Niente, non c'è niente da fare. La cuffia arriverà sempre là, non entra proprio nel DNA, non c'è niente da fare. Cremonesi, Eccolo. hai voglia di suonare? Sì. Perché adesso arriveranno Paolo e Chiara. E quindi ci dobbiamo un po' allenare. Cosa abbiamo preparato per oggi? Non abbiamo preparato un tubo? Nulla di niente. Volevamo fare qualcosa, non è stato possibile mai preparare qualche cosa, guarda, incredibile. Vabbè. Quindi come andiamo avanti? C'è una notizia, guardate, è scritta qui, è uscita oggi, ti dico io a che ora, una notizia ADN Cronos delle 13:16. Sì. Dice TV, Sorrisi, che Sorrisi e Canzoni, trattativa Rai Baudo.
Per Sanremo 2008. Viale Mazzini vuole Fiorello come super ospite all'Asis. Fa il super ospite. C'ho il mantello con una O qua, una O disegnata qui davanti, proprio per fare super O. Arriverò svolazzando dal tetto e mi aggrapperò al parrocchino di Baudo. Vabbè, sono notizie, ancora non si sa niente che cosa faremo, molto probabilmente ci saremo, chissà, quest'anno faremo Sanremo, io ho deciso di farlo e quindi sono molto contento di fare Sanremo con Pippo Baudo quest'anno nel 2008, lo posso dire ufficialmente, farò il Festival di Sanremo. Finalmente. Dai. Si può? Durante le prove per la parata, attenzione, grazie all'aria di Roma, i bersaglieri battono il record mondiale facendo il rettilineo dei fori imperiali 9,99. Immagini 9,99. 9,99. Nella parata ci sono anche i cannoni, no? Ci sono... Allora, signori, stanno per arrivare, No, dicevo, nella parata ci sono anche i cannoni. Certo. Pensa tu che succede. Nel frattempo volevamo ricordare così, visto che ci ridiamo e scherziamo, così detto proprio papà, che la droga fa male, diciamo. Certo, noi ridiamo e scherziamo, poi il fatto che sia nell'aria noi ci ridiamo, ma il segnale è preoccupante, perché pensa, sei nell'aria, pensa che succede in giro, cioè, capisci? Cosa vuol dire? Quanti? La stessa cosa quando hanno fatto gli esami al Po a Milano, c'era l'acqua, scusate, sta arrivando un messaggio a qualcuno, ragazzi, vogliamo spegnere questi cellulari per favore? Allora, non è il mio, non ho cellulari in diretta, non li porto mai, voi lo sapete che io non porto mai il cellulare in diretta e non posso neanche guardare chi è che ti chiama, perché se no mia sorella Anna. Ecco, vedi? È vero? Di Sanremo. No, mia sorella Anna. Subito è vero, preoccupata, No, mia sorella Anna mi ha detto, è vero? Punto interrogativo, punto esclamativo, punto interrogativo, punto esclamativo. Ti rispondo. Però è bello, mi piace, lo farò e verrà anche Mike Buongiorno, io e i miei ragazzi. Fai il fioraio al Festival di Sanremo. No, voglio farlo, lo faremo quest'anno nel 2008, sarà un festival incredibile, tra l'altro torneranno a partecipare al Festival di Sanremo i grandi, vi dico chi ha già dato le adesioni: Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Vasco Rossi, Paolo e Chiara, Luca Sardella, i Pink Floyd. C'era il Pink Floyd, a proposito di Luca Sardella, prima che entrino Paolo e Chiara, ce l'abbiamo ancora il disco di Luca Sardella? Scusa, non ti ho detto di metterlo, ho detto ce l'abbiamo ancora il disco di Luca Sardella. Tienilo fermo là un attimo. Perché non dare spazio a Luca Sardella? Perché? Che ci ha raccontato tutte quelle belle cose sulla salvia, che io sono arrivato a casa, anch'io l'ho provato, l'ho messa nel forno, l'ho essiccata e l'ho fumata. Ma no. Io so come va a finire domani, l'aria di Roma piena di salvia, vedrai. Sardella, ma che mi hai detto? Veramente, che mia figlia di 11 mesi ha detto: papà, che stai facendo? Ha parlato. Lei, Veramente, no, scherzo. Vabbè, lo vogliamo mettere? Sì. Spazio, Balzania, c'è il direttore di Radio 2, signori, spazio a Luca Sardella, se lo merita. Sì. Sentite che pezzo della Madonna, sì. Incredibile, bellissimo, bello. Ehi, Luca! Hey! Come rubare il tuo cuore, io non lo so, come darti il benore, sì, questo lo so. Tu sei l'anima che gioca dentro e mi fa tanto male. Tu sei l'angelo azzurro che arriva, poi piano scompare. Tu sei per me la donna che vorrei, e in tutti i sogni miei è con te che io prendo il volo. Tu sei per me l'azzurro nei giorni neri, la follia nei miei pensieri, anche se con te io negherei è quello che io sento dentro me, come trascinarti via, io non lo so.
ancora dentro e mi fa tanto male. Tu sei l'angelo azzurro che arriva, poi piano scompare. Tu sei per me la donna che vorrei, e in tutti i sogni miei è con te che io prendo il volo. Tu sei per me l'azzurro nei giorni miei. Grazie Luca Bene. Sardella, era la versione remixata Sì, con tutti da i rumori noi, di con gli casa. effetti, con i rumori di casa. bicchieri Era che si veramente rompono. bellissimo, signori. Ecco, entrano l'afflato. A me da quando il rettore dell'università della IUM di Milano, Puglisi, ha detto l'afflato, Sì. io lo ripeto sempre, che l'afflato Se mi l'ha piace. detto lui, vuol L'afflato del pubblico, ma soprattutto vorrei che Marco Lolli uscisse dalla regia e abbracciasse i suoi idoli, che sono Paola e Chiara. Eccolo, Marco Lolli, Vergogna. vai, eccolo là. Eccolo, direttamente dalla mucca assassina. Non è Eccolo. leopardato però. No, ciao, guarda Lolli. No, ce l'ha sotto il completino. le Lolli. vabbè. Ciao Paola, ciao Chiara. Ciao Fiore, ciao Marco, Che ciao. bello, ciao. Grazie dell'invito. Dov'è che avete presentato il vostro disco? Mi è arrivato l'invito, ma io ero a casa. stasera. Non puoi... stasera. Dov'è che Stasera. lo presenterete stasera? il Al disco? Piper. Al Piper. Oh, ecco Vicino all'università, La no? locandina. Faremo le ragazze del Piper. Ah, ok. In via Tagliamento 9, telefono 06 855 398. Chiamate Sì. per e che cosa farete stasera? Stasera faremo una festa. Faremo una festa con tutte le persone che vorranno intervenire. Presentazione del singolo nuovo, Second Life. Second Life, che poi sentiremo dopo, no, perché prima mica ve la cavate così, ci dovete cantare tutto il vostro repertorio. E non solo, Yes. anche Non di solo. altri. Eh? Anche di Ma altri. io farei un gioco Eh. con. Intanto diciamo subito, abbiamo detto questa storia del tuo ragazzo, no? No, No, ma scherziamo. Ma parliamo del Piper. Parliamo del Piper, perché il Stasera suo- tutti certo. quanti. Tutti al dovete venire. Piper? Tutti al Piper stasera Ma per la ci sarà- presentazione di Second Life. Ci sarà Gennaro? Sì. Gennaro. No, perché sapete com'è, noi dobbiamo mettere una buona, dobbiamo fare come strano amore. Ah, sì? Dai Paola, fregati. Ha litigato con il fidanzato? Sempre, Sì. dalla mattina alla sera. Non cane si può, gatto. cane gatto, non Cane si può gatto. litigare sempre. Si chiama poi c'è- Gennaro? C'è Chiara che fa che palle. È vero, sono 5 anni che li sopporto. 5 anni! Amore, sì. State insieme tutte e tre? Com'è la storia? No, Infatti. no, senti Cremonesi, Love Story non me la Ma fa. Gennaro non era quello che faceva il cane, No. cos'era? Il gorilla della Crodino, quello lì, si chiamava No, Gennaro. Cremonesi, purtroppo, scusa Baldini, respiri troppa aria di Roma. È la ultimamente. vena? Dici? Nella vena. È la No, vena. basta. Ma stasera saremo al Piper. E quindi farete pace al Piper? Forse, Ok. speriamo. Allora, voi come avete cominciato la vostra carriera? Quando eravate piccole, no? Sì. Quando avete capito che sapevate cantare? Beh, abbiamo iniziato con le feste a Natale in Come? famiglia. E che facevate a Natale? Cantavamo le canzoni Tipo? per la famiglia. Tutto, la Carrà. Tipo quale della Carrà? E c'era Come la bello- hit di come bello Chiara, fare l'amore da tre stringenti. Davanti al presepe cantavate. Aspetta, Come bello attenzione, far l'amore. fate il solo. Com'è bello, Solise! Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Troppo bassa. Stop! Sentite che hanno detto? Troppo bassa. Beh. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Com'è bello far l'amore, io son pronta e tu. Tanti auguri a chi tanti amanti ha. Tanti auguri. Beh, basta, ma chi se ne frega. Però No, vedi. mia madre si imbarazzava ogni volta che partivo con sta canzone. Ma faceva Sì, perché del- era tipo scusate. passeggino davanti a tutti al parco. Lei partiva a 4 anni, come bello far l'amore da Trieste. La vostra differenza d'età qual è? Un anno. Insieme parlano. È l'unisono. vero, ogni tanto sfugge. Ogni tanto capita, l'unisono. Abbiamo cercato di differenziarci nel tempo, No, ma. però devo dire, non è che sta somiglianza fra. Non c'è, No, dici di no. No, secondo Alcuni me. dicono che sembriamo che ci sia scambiate parrucche, però la faccia è uguale. No, tra l'altro è facile individuare perché Chiara è la Chiara, Yes, quindi- è vero. e Paolo è la sua, perché sennò. Fiore ci riprova tutte le volte a dire, a ricordare che Chiara No, è Chiara, perché però. Chiara è la Chiara, È Chiara, è Chiara. così questa è una cosa importante perché dice, ho capito il modo come non sbagliare mai. Chiara è la Chiara e Paolo è la scura, Esatto. giusto? Scura non si poteva chiamare, manco una birra si chiama No, scura infatti. oggi, capito? Allora, avete un repertorio, devo dire, voi siete amatissimi, voi sapete di essere delle icone gay, sì, lo Beh, sapete. ormai, sì, Eh? sì. Nel tempo sì. E Nel infatti tempo. stasera
Vamos a bailar in poi. Ci Infatti- sarà il nostro zoccolo duro, diciamo. Dire Vabbè. questo. Ho è usato come il termine tirare- sbagliato. No, No. no, la porta vuota per noi. Ci dici zoccolo duro a noi? A noi. Ci facciamo una puntata sullo zoccolo duro qua. Scusate. Ora tra un po' cominciano ad arrivare le notizie, vedrai. Esatto. No, no, salutiamo tutti gli amici del Mucca, anche pensavo dello ovviamente. il Mucca Assassina. Beh, certo. vabbè. Vi aspettiamo tutti Dove? riversati al Piper stasera. Ti giuro, io al Mucca vorrei venire. C'è una un socio volta vorrei fondatore venire. che è Posso Marco venire con Lolli. mia moglie? Come no? Posso? Io E credo la mia che bimba? Insomma. Fa troppo volume, solo per quello. Sì, sì. È il volume che ci frega. Va bene, avete mai pensato di fare judo? No, No. Attenzione. È già arrivata? Sì, è arrivata. Il dottor Scholz ascolta la radio e dichiara: sono il presidente dello zoccolo. Diciamo che Paolo e Chiara hanno anche cominciato la carriera, diciamo, come coriste, no? Avete fatto le coriste con a Max. Speziale degli 8816, ragazzi. non è Tutti che- noi conosciamo. tutti Lo noi- salutiamo, lo salutiamo Verrà, verrà. Sì, è uscito da poco lunedì. anche il suo disco. Come si per cui- intitola? Dunque, non mi ricordo non mi ricordo. Adesso chiamerà Pierpaolo Peroni, chiamaci, ricorda. Ti dico io, era una specie di un disco country. No, tra il l'altro. disco so che si chiama Time Out. Time Out, è Time Out. Il disco, il singolo non ricordo. No, basta il L'aria CD, di no? Roma. Time Out, avete fatto le cose. Allora facciamo una cosa, un esperimento. Io con una macchina del tempo vi porto indietro nel tempo. Fai la macchina del tempo, Cremonese. Un film polacco, hai presente quelli dove Ma nevica? quella è la macchina del tempo. La macchina del tempo intendo. Una cosa così. Vabbè, l'ha fatto con la bocca. Eccola, sono questa. arrivato. Oh, siamo indietro nel tempo. Voi siete coriste, ma questa volta non accompagnerete Max Pezzali degli 883, ma accompagnerete me in una canzone fighissima. Altro che Beatles, ragazzi. Non funziona la macchina del tempo, non c'è il codino. No, ma è ancora prima. Ah, ok. È ancora prima. Avevo la coda ancora a girello come maiale. Allora, la canzone Love Me Tender, che tradotto in italiano significa amami sul gommone. Sì. Allora, mentre io canto questo pezzo, voi fate le coriste. Signori, Paola e Chiara fanno le coriste e io canto. Ci siamo? Concentrate, volete provare la voce? No, a sorpresa. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. I want to find some love. I want to be. You'll always tell me where it's at. I want the home. I want to get. Ha! Yes, sir. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years till the end. Baldini, il tuo commento. No, era solo visivo, non si poteva sentire per radio. Mi si sono cariati i denti, ti posso dire solo questo. Vero?
Scusate, Sì. Fiorello, è uscita una notizia, andato indietro negli anni con la macchina del tempo, incontra un amico di Marco Baldini che gli chiede: ma davvero nel 2007 avrà pagato? È ancora a piede libero? Brave Paola e Chiara, brave. Grazie, bravo Fiore. È stata bella, proprio, mi è piaciuta la cosa. Beh, adesso ci siamo. Elvis. Che volete fare? Voi volete alzarmi e andare sul palco o da sedute? Dai, cantate in piedi. Va bene, dai. Va Ok. bene. Allora, a vostra scelta, qui ci abbiamo, non so cosa preparare. Vamos a ballare. Vamos, dai, Signori, quella. se volete potete anche mettervi in piedi e cominciare a ballare. Vamos a bailar, Paola e Chiara. Way. 1, 2, 3, 4. Ho voluto dire addio al passato io. Eri un'ombra su di me, su di me. Ora è tempo di essere nuova immagine. Cerco la mia isola, via di qua. Se qualche volta ho creduto che fosse impossibile e non ho più niente da perdere, solo te. Vamos a bailar esta vida nueva. Vamos a bailar, nay, nay, nay. Vamos a bailar esta vida nueva. Vamos a bailar. Paradiso magico, oltreoceano. È una luce che mi dà libertà. Ho voluto Dirti addio. lo sa solo Dio. Eri un'ombra su di me, su di me. Vai Fiore! Anche se a volte ho creduto che fosse impossibile, ora mi sento rinascere. Vamos a bailar esta vida nueva. Vamos a bailar, nay, nay, nay. Vamos a bailar esta vida nueva. Vamos a bailar. Vamos a bailar esta vida nueva. Vamos a bailar, nay, nay, nay. Vamos a bailar esta vida nueva. Vamos a bailar, na, na, na. Mi sono lasciato andare. T'hanno mollato nel punto più alto della No, canzone. perché mi sono accodato alla tonalità di Paola e Chiara. che Guarda, svizzera. guarda. Ho voluto dirti addio al passato. Io, cioè lei non aveva più il passato di verdura. Ha detto, basta. Eri un'ombra su di me, su di me. Dice su K2 Scusate. Beh, comunque complimenti, tonalità originale. Sono anche un uomo. E ho visto anche il leopardo uscire da sotto al jeans, io l'ho visto. Ma lo sappiamo da Io mo' l'ho che visto. si dice. Paola, c'ho parenti che mi ascoltano. Soprattutto mio cugino Peppino dalle Doianni, che se sentisse una cosa, minchia, un leopardo che hai. Chi è questo? Poi dopo lo chiamiamo, Toianni, Sì. wow. Vedi cosa Sono succede? stata alle Toianni. Voi volete mio cugino Peppino? No! Incredibile, un successo! A dopo lo chiamo. Allora ragazzi, venite che abbiamo la pubblicità Sì. e dopo Sì, continuiamo questo programma. Posso chiamarti Leo? Da Perché? fino a- da Leopardo, ok, va bene, va bene. Forza! Dai. Pubblicità! Dai. Che calura! Ciao, sono Cristina Chiabotto. Vuoi sapere il mio segreto di bellezza? Fare tanta plin plin, bevendo Rocchetta, acqua della salute.
Depura l'organismo perché stimola la diuresi e mantiene pulite dentro e belle fuori. Plin plin! Ciao a tutti, sono Peter, vengo da un piccolo paese in provincia di Brescia che si chiama Parpo. Da noi non succede mai niente, la gente o va a messa o va al bar. Infatti il prete, per arginare il fenomeno dell'alcolismo, celebra 45 messe al giorno. Sono uscito da messa, mi avevano rubato la macchina. È stato un bel diversivo. Quando l'ho trovata mancava solo il profumatore per auto fresca foglia di Ericsson. Ho dei sospetti sul sacrestano perché l'incenso in chiesa aveva il profumo della mia fresca foglia. Fresca foglia, il profumatore per auto da Rexons. È giusto, din don dan. Attenzione, i passeggeri in partenza per i posti più belli del mondo sono attesi al gate RV Roncato. Ti piacerebbe vincere un viaggio? Acquista un trolley o un prodotto RV Roncato e parteciperai al grande concorso Roncato Regala Franco Rosso. In palio viaggi per 2 persone nei posti più belli del mondo. Mi raccomando, spedisci la cartolina. Concorso RV Roncato Regala Franco Rosso. Insieme, in giro per il mondo. Promozione valida dal 28 maggio al 28 luglio. Regolamento su roncato.com. Una fonte certa ha svelato che Acqualete aiuta la digestione e favorisce la diuresi. Nemmeno una parola sul sodio che commenta. Sono poco ma ci sono. Acqualete, l'effervescente naturale del benessere. Tante virtù, poco sodio. Quando te l'hanno dato a scuola da bambino, hai pianto. A 18 anni è diventato il tuo taglio di capelli. Avanti! Spesso ti sei sentito così. Mi spiace, è finita. Ma ora uno 0 ti renderà felice. Saab offre un esclusivo finanziamento a tasso zero sulla gamma 9.3 fino a 36 mesi. Vieni a scoprire tutti i vantaggi negli showroom Saab. Valido fino al 30 giugno, TAN 0%, TAG massimo 0,86%. Rieccoci, viva Radio 2! Via Giacomo. Oh, mi è arrivata la maglietta anche a te della nazionale di judo, grazie ragazzi. Grazie, questa già solo che me la metto. Faccio così. Cremonesi, sei pronto? Poi? Sì. No, non devi fare niente, era solo per la maglietta. Allora, voi siete mai state alle Toianni? A suonare un paio di dai, volte. dove esattamente? Era una tappa del Festival Bar, poi ci hanno portato a mangiare lì. Siamo stati... Da Nino siete andati? Mi sa di sì, era sul mare. Nino, allora Nino, perché fa il pesce buono. Molto buono, sì. Salutiamo le Toianni, approfittiamo. Allora, io alle Toianni ci siamo collegati per scherzare, proprio per un paio di giorni con dei miei cugini, veri miei cugini, e a quanto pare appena ho detto Peppino, come se avessi detto Michael Jackson qua, allora lui non lo può sapere ora. Peppino che di cognome fa Muscolino. Adesso noi ci colleghiamo, gli chiediamo che cosa di questa gli chiedo qualcosa, vediamo quello che mi viene. Dai. Com'è l'aria là? Sì. Pronto? Vediamo. Sentiamo se risponde. Lui forse sta sentendo la radio, sì. Sa che ormai è ecco. Siamo pronti. Già lo sapeva! Lo sapeva, sì. Peppino! Dica, ciao Rosario! Come sei? Buono! Lo sai qui c'è qua? Qui! Cos'è? Traduzione, chi? Chi è? Aspetta che te lo dico. Paola e Chiara. Magari non lo conosco, non lo so. Come non lo so? Ho capito tu, me la saluti tanto. Ah, sì, Ciao Peppino. Paola di nome? Ma sono due. Ciao. Sono due, Peppino. Diciamo a tutti come ti chiami di cognome, così almeno ti riconoscono. Sì. Muscolino. Si chiama Peppino Muscolino. No, Mussolini però. No, Muscolino. Senti, cominciamo con le domande di prassi, perché a me mi interessa che domande di prassi. Ho mangiato pasta. Subito. Te lo dice subito lui. Neanche gli devi fare la domanda. Ma scusa, ma io non te l'ho neanche chiesto. Peppino, sei una forza della natura. Allora, cosa hai mangiato? Pasta? Pasta chi fave e pesce roschito. Pasta chi fave, buona. Ma qua fice, qua fice la pasta. Pesce fresco. Sì, ma la pasta qua fice la pasta. Ah, perché Nina. Nina che Nina, tua cugina Nina. Mia cugina Nina. Nina! Cae. Passimelo un attimo. Rosario, Ciao, come stai?
Cioè, Bene. veramente io fossi della Walt Disney farei Nina e Peppino, una serie di cartoni animati meravigliosi, perché Nina, che ci fai mangiare sto Cristiano? Bene, basta che fai. Belli E qui erano. la mamma oggi mangiava a casa. Ah, mia mamma non c'era oggi? No, non c'era oggi. Dove era? C'era già via i piccini. I piccini, i bambini, sì, i nipoti, i figli di Giuseppe, no? Sì, i figli di Giuseppe. Nicola e Anita, eccetera. Nicola e Anita. Vabbè, tu stai bene? Beh, insomma, guarda, così. Vabbè, non ti preoccupare, tanto sei in radio in diretta, sai, ti stanno sentendo un tutti. bacione a Angelica, sì. un bacione A Olivia? a Susanna. E a Susanna, va bene. Anche. Ciao Gioia, Ciao Gioia, ciao Gioia. Peppino? Oh. Eccolo. Ti devo dare un saluto, ti ricevo un saluto. Ma da chi? Ascolta. Sì, sono qua. Della professoressa di mio nipote Giuseppe. Ah, la Domenica professoressa Puglisi. si chiama Domenica Puglisi? Puglisi, ti manda E il lunedì come si chiama? Ma ti scherzo. saluta tanto, Ricambio. Ti abbraccia. Ricambio. Senti, ti volevo... Peppino? Dicami. Rosario. Sì, ti volevo fare una domanda e poi chiudiamo, che sai il tempo è Ma tu hai la radio a casa? Sì, ce l'hai, sto sentendo della radio. Ah, ma da quanto tempo c'hai la radio? Vediamo, di 2 per un 4 mi c'era. No. Ti ascoltavo, la radio ti ascoltavo. Ti ascoltavo nella radio. No, nel senso dico, la radio come apparecchio, la radio, tu prima non ce l'avevi la radio, te la sei messa adesso a casa la radio? No! Ah, ce l'avevi prima? Sì! Però la tenevi sempre spenta? Sempre aperto. No! Che sto cucina da Casetti. È incredibile, ti amo Peppino, ti amo. Ti amo nel senso che ti voglio bene, lo sai. Tu, anche io, un grandissimo bene ti voglio cucina. Sempre cucino. Numero 1 dei miei cugini. No, che gli altri numero 1. No, gli altri si offendono. Non fare i numeri, Peppino, non fare. No. Siamo tutti? Cugini. Esatto. Ti devo salutare. Ti saluta Baldini, sì. Ciao È Peppino. Cremonese. Cremonese. Ci dai un abbraccio. Sì, no, daglielo tu. Io dico quando vieni alle 2 anni. Quando vai alle Toianni? Presto. Presto. Allora, per chi volesse vedere Peppino, dove ti trovano stasera, Peppino? Dove vai stasera? Io mi vedo la partita e quei film di tuo fratello Giuseppe. Ah, e la partita quale? L'Under 21 alle 6. Ah, vedi? A che bar? Vedi? A casa o al bar? Ma la vedi al bar o a casa? No, a casa. La vedi a casa. Allora, ti vogliamo dare l'indirizzo dove abiti? Sì. No! No! Non Poi c'è la processione. Non lo dare l'indirizzo, Peppino. Va bene. Senti, Peppino, non ti disturbiamo più, ti salutiamo. Arrivederci, un caro abbraccio per tutti. Salutami Grazie. mia mamma quando la vedi. Ok, Nina e Peppino. Ciao Nina, ciao Peppino, meraviglioso. Perché lui è naif, no? Lui è così, è nature, proprio nature. Fantastico, ti voglio fare delle domande. Ho mangiato pasta. Ma io mi ricordo quando lui, io ero piccolo, ero bambino, quando lui d'estate tornava dalla Germania, no? Che dalla Germania portava la cioccolata per tutti, arrivava Peppino dalla Germania, aveva una Opel Manta gialla, che era una cosa, e aveva davanti allo specchietto retrovisore appeso una coda di volpe, era talmente grande che quando doveva fare manovra doveva spostarla con la mano per guardare dove doveva andare. Sì, è una roba incredibile. Va bene, grande Peppino, cosa c'è? Ditemi, sembro Emilio Fede, pubblicità non ne abbiamo, niente. Paola e Chiara, allora. Paola e Chiara, un festival, ce lo fate un festival? Sì. Paola e Chiara con festival dal vivo, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4. Un barco di luce sui miei occhi, risvegliami, batte il tempo, più forte mi entra dentro, ti sento qui, questo amore profondo mi travolge, abbracciami, è un amore diverso da ogni cosa. Mi piace così. No, ora non fermarmi più. Se puoi ballare piena
che ci prende l'anima festival. Sei tu la mia felicità, la mia notte magica. Voglio farti felice, voglio amarti per come sei, questo è un ritmo che cresce, è il mio tempo, tu sei il DJ. Un fuoco che brucia nel mio cuore, è la vita mia, alza tutto volume, schiaccia questa malinconia. Dai! Ora non ti aspetto più. Se vuoi parlare salta su. Io sento questa musica che ci prende l'anima festival. Sei tu la mia felicità, la mia magica. Io sento questa musica che ci prende l'anima. Allora, Grandi! da casa non avete potuto comprendere, adesso vi spiego un attimo. Mentre Paolo e Chiara cantavano, io ho scorto tra il pubblico due ragazzi che cantavano a squarciagola la canzone, allora li ho tirati fuori dal pubblico, E avete fatto un trio. li ho messi in piedi e hanno cantato insieme a Paolo e Chiara. Io, se mi consentite, stupendi. tu ti chiami? Angelo. Tu? Stefano. Stefano, siete... Ma bravi! Grazie, bravissimi. Mi puoi fare l'accordo? Facciamo una versione, voglio fare Angelo e Stefano a cappella, solo col piano, gli accordi di festival, ok? Ci siete? Dall'inizio, vai. Apri un varco di luce sui miei occhi, risvegliami, batte il tempo più forte, entra dentro, ti sento qui, questo amore profondo mi travolge, abbracciami, è un amore diverso da ogni cosa, mi piace così. La messa è finita, andate in pace. Bravi ragazzi, complimenti. Grazie. Complimenti. Io non ho parole, ragazzi, quello che succede a Viva Radio 2, cioè manco ad organizzarla, dice sai, Sono prepariamo. perfetti. Perfetto, ma i vostri fan sono un po' così, cioè vi amano proprio, vero? Voi la amate? No? Cioè nel senso vi amano proprio. Penso che tu ti stia addentrando in un terreno minato. Cosa ho detto? Niente. La prima mina è saltata per aria, ora vedi come cammini perché zoppo. Io non riesco a capire, ho detto. Sì. Cosa ho detto? Che i vostri fan. Lolli si è ribaltato da Ci amano anche fisicamente, Oh, no, cioè con tutta sì. l'anima e tutto il Perché corpo. sanno le canzoni a memoria totalmente, Sì. cioè non è che trovi C'è uno il monastero di Santa Paola e Chiara, cioè. Comunque li ringraziamo infinitamente. Bravissimi. Allora, attenzione. Grazie. No, approfitto per dire che se non ci fossero i fan Ecco. e le persone che sostengono la musica che in questo momento sta attraversando un periodo di crisi Brutto. furibonda, Io non voglio, saremmo guarda, qui. un'ennesima dimostrazione. Attenzione. Angelo, chi è Angelo? Angelo, tu? Stefano. Voi conoscete già il nuovo singolo? Cioè, vi rendete conto? Ecco, vi rendete conto? Non è ancora uscito. Non è ancora uscito. Quale fan conosce già il disco che ancora deve uscire? Dai. Il taroccatore napoletano. Ma tu lo conosci veramente? E riusciresti a farlo anche senza musica? Prego? I need a second life, right now. Wow. I need a second life, for you. Cioè loro. And I. Grazie. Poi cantano da paura, tra l'altro. Io Allora, sto scioccata un attimo anch'io. Adesso vi stupirò. Fammi il disco del 2009 che loro ancora devono scrivere. Cosa faranno secondo te? Pensiamo, non sto scherzando, pensa un po'.
concentrati. 2009. Paolo è chiaro, orecchia a punta. Se ti riesce mi dai 3 numeri per la tris, poi se ti riesce. No, scherzo. Però per farvi capire che veramente ormai È pazzesco, grazie. è pazzesco. Vogliamo dire che esce il 22, approfitto Fiore per dire che il singolo Second Life esce il 22 di giugno in tutti i negozi. Quindi... Quando finisce Viva Radio 2, quindi è una radio che noi quindi l'ultimo giorno di Viva allora, Radio 2 noi sfileremo in minigonna con la parrucca bionda e noi i CD saremo di Paolo qui. e Chiara in mano. anche esatto. Forse il 21 sfiliamo, il sai, 21. forse il 21 sfileremo il Mi devo 21 mettere le calze, in via Asia contenitive. Allora 3 meno 10. Mi devo depilare. 3 meno 10. Posso dire un'ultima cosa, Fiore? Anche la penultima. Ecco, il singolo è abbinato a un'associazione benefica che è Resi in Malawi e si occupa di raccogliere fondi per i bambini orfani del Malawi. Quindi chi compra questo singolo fa anche del bene a. Quindi a maggior ragione. Allora io mi collegherei, che siamo quasi in chiusura. Che dici, Mike, Paolo e Chiara? Mike, le ho inventate io. Esatto, è quello. Allora attenzione. No, questo è tutti gli effetti di Sardella di prima. Sì. Proviamo a chiamarlo. È difficile. Però hai visto Mike? Perché però dai, sentiamo. L'avete visto su Rai 1? Ieri sera su Rai 1 nel servizio c'era lui che faceva lo yodel, questo qui. Sentite. Per favore, non comprate questo CD. Partito, per favore. Era questo. Anche perché ieri hanno detto al TG1 che lui è dei nostri. Dei nostri, quindi dunque, deve venire. Dai, proviamo a chiamarlo. se risponde. Devo partire. Cos'è? Che segnale è questo? Su Marte i telefoni fanno così, no? No, è occupato, riproviamo. È caduta la linea. Forza, Paolo e Chiara le conosco, Festival. Ieri io l'idea di fare una canzone così. Però anch'io al Hai visto che è uscito lo spot che fa il pizzaiolo? Sì, visto. Che fa le 4 stagioni Al numero 1 quando dici sei una capra. Lo sapevo che ci dava una gioia. Mike. Ma dove è la fattoria? Mike. No. Ciao Mike! Ma dove sei? Sono nella stalla. Ma come la stalla? Ma quale stalla? Sto mungendo Rosina. Ma chi è Rosina? La mucca. Rosina quella che fa il latte scremato, di cui abbiamo parlato ieri. Sì. Ma dai, fai il latte scremato? Ma no, 3 mucche io, non lo sai. Come? 3 mucche? Ho 3 mucche. Ovviamente, quante ne poteva avere Mike? 3 mucche. 3 mucche. Mike Danno un latte molto buono anche. Sì, che tu bevi la mattina. Ma chi è quell'altro che strilla? Cos'è? Ma c'è, qui sta per arrivare la pioggia. C'è il gallo che chiama la pioggia. Il gallo. L'unico gallo al mondo che chiama il soldo la mattina. È il gallo Giuliacci. Dai Rosina, fai sto latte, dai. Senti Mike, dove ce l'hai la stalla? In via da Procida? No. Lì a mezzo dove? Sono in campagna. Ah, sei in campagna, come si chiama lì? Secondo me tu non. Dai Rosina, fai sto latte. Lo so che Fiorello disturba, ma non smettere, vai avanti. Non sembra che tu la stia mungendo, sembra quasi che la stia sgozzando, però, Mike. No, ma non si sente naturalmente. Lo so. Io mungo a mano, lo sai? Come? Mungo a mano. Perché c'è anche chi munge con i gomiti? Sì, no? C'è chi munge con la mungitrice. No, con la noi siamo mungitrice. vecchia maniera. Certo. Per avere il latte buono. Esatto, ma quanto latte Quando fa? mi vieni a trovare ti farò assaggiare del latte come si deve. Pensavo che mi portavi a mungere. Invece. Sai mungere tu? So mungere benissimo. Sì, una volta ho beccato il toro e da lì sta zitto. Senti Mike, tu hai una stalla? No, io purtroppo non ce l'ho. No. Mi piacerebbe molto. Senti Mike, lo sai che abbiamo ospiti oggi? No, chi c'è? Paola e Chiara. Ah, brave, le 2 ragazze. Sì. Hanno fatto una bella carriera, devo dire. Sì, Ciao Mike. Ciao, molto brave. Grazie. All'inizio erano molto criticate, Ma dai. poi invece hanno fatto un carrierone e adesso piacciono molto. Complimenti ragazze. Grazie. Hai visto? Mike, senti, lo sai, l'hai visto il TG1 ieri sera? No. Ma te l'hanno detto? No, che cosa? Non te l'hanno detto. Aia.
Allora, ieri c'era stato un servizio sul TG1 sull'uscita del nostro CD che esce oggi, dove se tu leggi dentro ci sono i ringraziamenti a Mike Bongiorno. Primo. Poi dopo a un certo punto hanno fatto vedere te che facevi lo yodel. E poi Vincenzo Mollica. Ma che sempre tu ne sei, Mike? Mollica, cosa ha fatto Mollica? No, niente di grave. Praticamente ha detto Mollica che tu sarai con noi a fare la sfilata in via Asiago, quando io, Baldini e Cremonesi saremo vestiti da Majorette, tu sarai vestito da Zio d'America, l'ha detto. Sì, vabbè, però senti, scusa una cosa, non mi dovevi mandare il contratto per sì. i royalty? Adesso ti arriverà, qui c'è Sergio Valsania, ti pagheranno l'aereo per venire qua. Ma no, questo è quando siamo al primo posto. Bravo. Le royalties per il disco? Quelle adesso vediamo un po' con la BMG, perché sai che la BMG lì, la casa discografica, conosci la BMG? Sì, però io vorrei avere questo contratto, perché insomma ormai sono 5 o 6 mesi che io contribuisco in piccolo naturalmente. In grande. Però, contribuisci in grande, Mike. Portarlo a casa, no? Sì, contribuisci in grande, Mike, lo sai? No, perché poi il fisco viene e mi dice non è possibile che Fiorello non l'abbia pagato. Chi te lo dice? Il fisco. Il fisco quando controllano, no? Certo. Senti Mike, ma quel latte lo vendi anche? Beh, certo, lo diamo ai nostri vicini e a tutti quelli che hanno i bambini, che buono che sei, Mike. Poi io ho 2 nipotini, come sai. Sì? Come si chiamano i nipotini? Stella, che ha 4 anni, e poi abbiamo Elia, che ha 1 anno e mezzo, Elia Tommaso. Sono i figli di Nicolò? Figli di Nicolò e Tarin. 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 La moglie si chiama Tarin. Nel senso, pensavo avessi un figlio tu che si chiamava anche Tarin, invece che non mi tornavano i conti. Da fuori, sì? E le macchine che mi passavano vicino dice corri a casa perché fra poco ti chiama Ma dai! Non può stare neanche fuori, Mike, corri a casa. E tu correvi? No, stavo venendo a casa ma avevo tempo, l'avevo visto. Non sei nella stalla allora? Adesso sono nella stalla. Ovviamente. Furbastro. Senti Mike, noi finiamo la settimana, ormai ci rimangono poche settimane, il 22 chiudiamo. Sai quante settimane rimangono, Mike? Sì, no, ti volevo dire, guarda che ti devo mandare il conto, perché adesso la prossima settimana io sono in Inghilterra. Dove sei la prossima settimana? In Inghilterra. A fare che? E portiamo Leo a vedere l'università dove lui andrà a studiare a settembre. Hai capito? E allora quella costa, vedere com'è e organizzare un po' la cosa. E tu, quindi se ti chiamiamo pagherai di più perché... certo, devo pagare io come al solito. Vabbè, okay. No, ma adesso faremo, come si dice, un congruo, come si dice? Una colletta facciamo, fra di noi, giustamente. Senti, ma c'ha quell'effetto sempre sotto. Ma no, è la mucca. Sì, come no, la Rosina. La Rosina è tutta contenta. Alla fattoria. Va bene, lasciali lavorare, vai. Come? Lasciali lavorare. Capirai. Senti, ma come sei vestito, da stalliere? Certo. E il tipo come? C'ho i jeans, una camicia a scacchi e i guanti. E uguali. In testa? In testa niente, no, non c'è bisogno. Bastano i tuoi capelli meravigliosi. Già, figurati. Che hai. Allora, Mike, appuntamento, allora, domani non ti chiamiamo perché lunedì ti possiamo chiamare? Ma lunedì non so, forse sarò in viaggio, non lo so se ti potrò rispondere. Da martedì mi trovi in Inghilterra tutta la settimana. Esattamente dove? London? Sarò a Londra e poi nei dintorni andrò a vedere questa università. Va bene, Mike, mi raccomando, in bocca al lupo per tuo figlio allora che inizia a studiare in Inghilterra, ok? Ciao, grazie. See you later. Ciao, ciao, Mike, buongiorno. Bene. Allora siamo ormai in chiusura, Enrico. Sì, abbiamo finito. Cos'è che ricordiamo? Sì. Scusate, ditemi, sì.
Allora, aspetta, un attimo, facciamo domani. Allora, titoli di coda. Tutti? No, dilli tutti. Vabbè, titoli di coda. Viva Radio 2, programma di Fiorello, Baldini, Francesco Bozzi, Riccardo Cassini, Alberto Di Risio, Federico Taddia e la collaborazione ai testi di Roberto Testarmata. Musica e arrangiamenti di Enrico Cremonesi. I nostri musicisti Massimo Pacciani, Carmelo Isgro, Antonello Corraduzza, Ambrogio Frigerio, Daniele Giardina, Michael Rosen. I tecnici Genesio Di Jacopo, Paolina Brai, Mauro Tonini, plurale, Sasà Bellistri. Redazione Betta Farina, Alessandro Provenzano. Backstage, sito internet Marco Lui. La regia di Marco Lolli, programma a cura di Marina Mancini, che salutiamo perché è a casa con la gamba rotta. Cosa c'è domenica al Mugello? Sì? Cosa c'è domenica al Mugello? Gran premio. Salutiamo Stefano Domenicali, che è il direttore sportivo della Ferrari, che però si occupa anche del Mugello e quindi ci ricorda che è arrivato Cifariello. Che cosa dice Cifariello? Cosa di dilla a voce alta così almeno capiamo. Cosa lì è per domenica prossima. Cosa? Questa cosa che detto la facciamo domani. Ah sì? Sì. Ah, non l'ho letta, scusate. Ah, eccola qua. Una cosa veramente importante, importante senza musica. Allora, Erminia Manfredi, sapete chi è la moglie del grandissimo Nino Manfredi, a cui l'applauso spontaneo del pubblico. E l'associazione Viva la Vita Onlus, www.vivalavita.org, che riunisce familiari e malati di sclerosi laterale amiotrofica, e organizzano il 3 giugno alle 20:30 a Roma, presso la Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica, il concerto di Roberto Gatto, che suona Rugantino. Quindi Roberto Gatto plays Rugantino, nel ricordo di Nino Manfredi, musiche di Armando Trovaioli, arrangiamenti di Paolo Silvestri, che lo sapete, no? Nino Manfredi fu, se non sbaglio, il primo Rugantino, poi l'hanno fatto dopo Proietti, l'ha fatto Enrico Montesano, Valerio Mastrandera, mi ricordo gli ultimi che ho visto io. Quindi ospite d'onore ci sarà il maestro Trovaioli. Presentano la serata Paolo Saluzzi, che salutiamo, e Pino Stravioli, che salutiamo. Mi raccomando, andate tutti. Erminia Manfredi e l'associazione Viva la Vita vi aspettano. Grazie. Abbiamo terminato. Allora, abbiamo terminato, si fa per dire, ma io a sto punto voglio sentire la canzone nuova di Paola e Chiara. La sentiamo così come voi l'avete fatta nel CD, va bene? Che uscirà il giorno di chiusura di Viva Radio 2, il 22 giugno. Signori, Paola e Chiara in Second Life. Fatelo il playback, dai. E se volete ci cantate sopra anche. Vai. Paola e Chiara.
La so già, è già entrata nelle orecchie. L'unico vero showman che abbiamo in Italia, l'unico grande artista showman che abbiamo in Italia. Scusate, è arrivata una notizia pazzesca. È arrivata adesso pazzesca. Allora, Paris Hilton sente che stasera al Piper ci sarà lo zoccolo duro di Paola e Chiara di Chiara. Posso venire anch'io? Unisciti cara, unisciti Paris, ti aspettiamo. Lasciala stare, va, lasciala stare. Beh ragazzi, noi vi salutiamo gli spostati. Ciao Paola, ciao Chiara, ciao Marco. Ciao. Senti, lo metterete voi il pezzo? Sì, subito, ci apriamo. Ma noi l'abbiamo anche avuta al Motor Show a Bologna. Sì. Per un singolo. Falli veniti qua, Fiore, ciao, sono Giovanni. Giovanni Veronesi, falli veniti qua, tutte e due, allora, ragazzi, fate una cosa, da qua correte, quando finisce andate all'altro studio e almeno così. Una delle due si vuole, no, veniamo tutte e due. Non c'è voi? Sì, tutte e due. Ma lo rimettete il disco dopo allora? Subito. Ok, allora affare fatto. Secondo passaggio su Radio 2, ve lo meritate perché siete bravi e simpatici. Però possono venire con loro anche Angelo e Stefano? No! Non vi vogliono. Va bene. Rimangono fuori della porta. Va bene. Grazie ragazzi. Arriviamo. In bocca al lupo, in bocca al lupo per il CD. Crepi il lupo. Ciao 22 giugno. Ciao. Di Fiore. Ragazzi, noi vi salutiamo a tutti. Ciao. State, solo io vado. Io devo andare, parto. Ciao. Infostrada vi ringrazia per l'ascolto di Viva Radio 2.